questa mattina sono stato chiamato prima dal sacrestano, poi addirittura dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, che appunto c'era stato questo cedimento di calcinacci qui dal cornicione laterale di San Giovanni. Don Andrea è stato chiamato all'improvviso e i passanti in Piazza della Libertà se la sono vista brutta sabato mattina in pieno mercato, quando calcinacci sono piombati dalla chiesa di San Giovanni. L'intervento dei vigili del fuoco per verificarne la statica e mettere in sicurezza la situazione è stato immediato e i tecnici del comune hanno provveduto a delimitare l'area a rischio con transenne per evitare qualsiasi problema alle persone. A prima vista pare un'infiltrazione di acqua nel rivestimento di intonaco tra il cornicione e la sovrastante specchiatura, posta a fianco della seconda colonna gigante di destra. Questo ha provocato il parziale distacco e la caduta a terra di materiale che poi si è ridotto in 1000 pezzi. Queste infiltrazioni hanno determinato successivamente il cedimento di questa parte e anche di una piccola porzione di intonaco al di sopra. Ecco, sorprendente perché il restauro è recente. Purtroppo sì, il restauro sia di facciata, quindi per quanto riguarda l'esterno dell'edificio, che interno sono recentissimi. Purtroppo perché pochi anni fa tutta la facciata era stata ristrutturata anche con un impegno economico non di poco conto anche da parte della comunità cristiana di Santa Maria in Colle. Il distacco del materiale ha quindi colpito, se non le persone, per il fatto che il restauro ha poco più di 5 anni e non si può certo dire che si tratti di un edificio che era monitorato per una qualsiasi emergenza, come invece è accaduto la settimana scorsa per la caduta di detriti da Palazzo Bonaguro. Prenderemo i provvedimenti necessari già la settimana prossima, come peraltro già annunciato. Sono venuto a vedere anche per rendermi conto e capire cosa era accaduto. Dobbiamo effettivamente dare una svolta e fare gli opportuni controlli per tutto il centro storico per fare una verifica puntuale.